Eccoci qua cari telespettatori, ben ritrovati con noi e ci fa piacere, molto piacere avere qui con noi in studio il presidente di CNA Artigiani Veneto, Moreno De Col, ben ritrovato. Grazie. Allora, ci fa molto piacere perché il settore artigiano è un settore sempre molto particolare, variopinto, fatto da professionisti, piccole e medie aziende che fanno in modo capillare la realtà, il substrato operativo e attivo del nostro territorio e ci dà un po' il polso, nel bene o nel male, di quella che è la situazione anche economica, perché ci sono i macrosistemi, le grandi aziende che hanno certe propensioni, certe peculiarità, ma il settore artigiano è o non è vitale, questo è il problema. Tiene senza dubbio, perché la tenuta per ancora, e scongiuriamo tutto quello che si può scongiurare, che continui ad esserci, ma è dinamico, Presidente? Allora, partiamo dal presupposto nel dire che il sistema artigiano è in generale resiliente. L'abbiamo visto durante il periodo del Covid, l'abbiamo visto in altre situazioni di crisi economica internazionale, ha sempre cercato di superare le difficoltà e proporsi al mercato con i propri servizi. Spesso da parte dei piccoli imprenditori andando a raschiare anche il fondo del barile, come si suol dire, infatti, per cercare di mantenere in piedi esatto, l'attività, mantenere l'occupazione nei confronti dei propri collaboratori, cercando di dare un futuro quindi alla propria azienda. Possiamo dire questo però... Fa bene a dire la propria azienda, perché a volte si creano dei misunderstanding chi non è del settore, che dice ma sono piccoli professionisti, l'estetista della situazione, anziché appunto il fabbro, l'elettricista, no? Sono anche delle realtà aziendali iscritte e strutturate, per cui con dei dipendenti. Ad ogni azienda corrispondono poi famiglie che ci lavorano dentro, cioè a livello di collaboratori che poi sostengono le loro famiglie. Quindi c'è anche un impegno, vorrei definirlo quasi morale da parte, normalmente diciamo nel nostro territorio, da parte dell'imprenditore, di garantire continuità al lavoro per i propri collaboratori, perché sembra una sconfitta dover mandare a casa qualcuno perché non c'è abbastanza lavoro. Detto questo però, dobbiamo riscontrare che passato il periodo post-Covid, che ha fatto un boom, diciamo, no? L'edilizia col super bonus, altre aziende, la meccanica o altro per le esportazioni, quindi c'è stata veramente una crescita notevole e il Veneto abbiamo visto che ha avuto un PIL, una crescita del PIL maggiore di quanto è successo in Italia in generale, è stata una delle regioni più virtuose da questo punto di vista. C'è da dire però che in questo momento la situazione è un po' in stallo, si sta un po' adagiando. Noi abbiamo presentato recentemente l'osservatorio dei dati economici che facciamo tutti gli anni come CNA insieme a CNA Lombardia e CNA Emilia Romagna e riscontriamo, senza entrare nello specifico di singoli dati, che il Veneto nel corso del 2024, nei primi mesi del 2025, sta rallentando di più rispetto all'Emilia Romagna o rispetto alla Lombardia. Ecco, questa è un po' un'anomalia di sistema, perché si ricorda anche in passato teneva di più, un po' si diceva la posizione strategica, geografica, la propensione alla vicinanza con l'estero, l'export, tanti elementi. Invece questa cosa sicuramente sì, però probabilmente sconta anche un po', possiamo dire, la debolezza del sistema economico generale del Veneto, no? Che si basa soprattutto sulla piccola e piccolissima impresa diffusa sul territorio, che fino adesso ha fatto, diciamo, uscire dalla povertà, dal dopoguerra la regione e poi aggiungiamoci il Prosecco, aggiungiamoci le città d'arte, chiaramente la regione è una regione ricca, è inutile, però probabilmente questo, diciamo, questo sistema, questo metodo di sviluppo territoriale ha bisogno di un'aggiustatura, un aggiustamento. Dovrebbe essere inserita maggiormente l'innovazione, la crescita tecnologica, certe situazioni ormai non sono sufficienti a mio modo di vedere per garantire una continua crescita della nostra economia. Però rispetto, lasciamo stare un po' la Lombardia perché magari ha delle peculiarità diverse, ma l'Emilia Romagna, mettiamo, eppure che ha avuto anche delle batoste importanti perché... Certamente, loro hanno avuto grossi problemi dal punto di vista anche delle alluvioni che sono capitate ma non solo, prima il terremoto, poi le alluvioni, però che cos'è che ci differenzia rispetto all'Emilia Romagna? Adesso non sono in grado di entrare nello specifico, no, genericamente però riscontriamo, se valutiamo il più a livello di PIL o
gli altri diciamo, elementi, indicatori principali dell'economia, che il più che si presenta in Emilia-Romagna è mediamente superiore, non di tanto, ma mediamente superiore rispetto al più che c'è nel Veneto. Non è che ci sia da preoccuparsi di questo. No, assolutamente, però intanto ragionando in termini riflettere. di preoccupazione per i dazi, per la situazione geopolitica generale che non dà stabilità, la situazione di incertezza generale che c'è, chiaramente questo dà da pensare, cioè voglio dire, il modello dell'economia del Veneto probabilmente ha bisogno, come dicevo prima, di una giustatina per cercare di combattere le sfide che si presenteranno nei prossimi quello anni. dei dazi, dove adesso sembra insomma che si soffi sul fuoco, insomma bisogna capire un po' come stanno andando le cose, anche un po' per scaramanticamente non trovarsi poi una batosta, però sembrava più di quel che è stato, no? Sì, c'è stato più un'allerta che diciamo non... che qui c'è la politica americana di Trump in particolare, quella di fare le sparate, le chiamo, gli annunci roboanti per puntare chiaramente poi a una trattativa, a una mediazione, certo, per raggiungere risultati più accettabili, e mi auguro che anche per i dazi questo potrà essere. Certo è che così come l'ha impostata la cosa, per alcuni settori della nostra regione, penso all'agroalimentare in maniera particolare, tutti i produttori del vino che esportano molto, tanto per dire, non è un settore prettamente artigiano, però della nostra economia, quindi se un settore dell'economia va male tutto il resto anche, è evidente questo. Ma bisogna tenere anche conto che noi abbiamo tantissime delle nostre imprese che sono una piccola parte di filiere più lunghe, di catene diciamo più lunghe, che lavorano molto con l'estero. Quindi se l'aumento dei dazi fa diminuire le esportazioni, per ovvi motivi, perché è riscontrato. C'è meno domanda. C'è meno domanda, quindi per alcuni prodotti particolari, per alcune lavorazioni, per alcuni diciamo, processi ci possono essere delle difficoltà. Quindi c'è preoccupazione e attenzione al tema, soprattutto perché questo impedisce, secondo me, anche ai nostri piccoli imprenditori di guardare avanti e pensare: faccio l'investimento, non lo faccio? Quindi ingessa un po' ingessa un po' la situazione, no? Ne parlavamo anche recentemente. L'incertezza è uno degli elementi diciamo, che rende più difficile l'attività di impresa, perché se uno vede davanti una prospettiva di crescita, di sviluppo, di mercato, chiaramente è sollecitato anche a impegnarsi magari nei confronti della banca o altro per investire, per fare. Se vede una situazione di incertezza e di difficoltà, tira i remi in barca e dice cerchiamo di farci il meno male possibile. Ecco, io la vedo un po' così in questo momento, riferito al tema dei dazi, che poi è legato anche alla situazione geopolitica, al costo dell'energia, a tanti elementi chiaramente che danno una visione poco sicura, poco sicura e poco certa per le nostre imprese, per il sistema economico in generale, poi perché dobbiamo vederla in questa maniera. Ecco, tra l'altro ci sono dei settori un po' in crisi che non lo sono stati storicamente, ma in questo periodo abbiamo visto il settore calzaturiero in modo particolare, l'automotive, tutti quelli che lavorano per il settore dell'automotive, e il Veneto c'è molta presenza di questo. E noi dipendiamo dalla Germania. Si trovano molto in difficoltà perché lavorano, sappiamo benissimo che i prodotti auto tedeschi di fatto per una gran parte sono fatti in Italia, Lombardia, in Emilia-Romagna, tutta la componentistica. Tutta la componentistica, e se non c'è la domanda a valle, la produzione chiaramente rallenta. Ma ci sono aziende che, come grandi realtà nel settore industriale, che rischiano licenziamenti? Potrebbe essere questo, perché vediamo che a livello regionale i tavoli di crisi sono parecchi in tanti settori, riguardano soprattutto le imprese più grandi rispetto a quelle che rappresentiamo noi. Però siccome tutto quanto parte dal... Però se va in crisi l'impresa grande, anche il piccolo che fa il conto terzista o altro si trova poi in difficoltà evidentemente. Quindi c'è una situazione di difficoltà e di preoccupazione da questo punto di vista, certamente. Di solito una certezza, a parte nei momenti di grave criticità, è quello del settore dell'edilizia, che è un traino con un indotto importantissimo, che poi c'è tutto il settore del mobile, e del bianco, degli elettrodomestici, insomma c'è tutta una cosa. Come sta andando questo? Era un partito benissimo, poi ci sono state delle novità di cui voi avete anche parlato da febbraio, marzo, e lei ha detto c'è un cambio di rotta da parte del governo per quel che riguarda il bonus. Allora,
il settore dell'edilizia, che a dire la verità ha fatto sì che il PIL dopo il Covid crescesse moltissimo in Italia col super bonus, e questo è innegabile, chiaramente è stato oggetto di una droga, cioè di un sistema, di una situazione anomala rispetto all'ordinarietà. Quindi c'è stata questa fortissima richiesta, questa fortissima domanda, drogata appunto per la presenza dei bonus. E quindi che ha riguardato tantissimo il settore artigiano dell'edilizia, certamente, perché non erano grandi opere, quindi... Il sistema è cresciuto tantissimo, però il periodo dei bonus è finito, il super bonus, i bonus ordinari sono finiti anche quelli, ormai vanno a conclusione, quindi le imprese, le piccole imprese che lavorano in quel tipo di settore stanno ultimando, diciamo, la coda degli ultimi interventi. Da qui in avanti poi è da vedere quello che potrà succedere, perché chi poteva fare l'intervento l'ha fatto, chi vorrebbe farlo ma non ha la liquidità per farlo non lo fa, e quindi il mercato, a mio parere, e i dati che, diciamo, si presentano sono un po' questi, è un po' in rallentamento. Mettiamoci poi il PNRR. Il PNRR ha portato tantissimo lavoro al settore dell'edilizia, soprattutto per le imprese più strutturate, perché sono interventi mediamente più grossi, che poi a cascata possono coinvolgere anche i nostri artigiani che ci lavorano dentro, che fanno altri tipi di lavorazione. Però il PNRR, lo sappiamo, finisce nel 2026, avrà forse delle code. Anche quel sistema, quindi quella crescita che c'è stata, non è una crescita che potrà durare nel tempo tantissimo. Quindi, cosa diciamo? C'è la direttiva Green, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, sì, che al momento deve essere ancora recepita dal governo italiano. Che forse è anche un bene. Per essere recepita avrà bisogno di un'iniezione di capitali, che probabilmente in questo momento non ci sono, né a livello europeo né a livello nazionale. Né dei privati. Quindi i privati chiaramente arrivano fin dove arrivano, quindi è un po', la vedo un po' critica, cioè non è che il sistema si fermi, perché sappiamo che l'edilizia comunque il lavoro c'è continuamente, però i periodi di crisi ci sono stati anche nel passato, crisi di domanda, e di conseguenza le imprese si trovano un po' in difficoltà, riducono il personale, quindi devono guardarsi intorno. Il settore dell'edilizia industriale chiaramente è fermo, perché capannoni ne abbiamo tantissimi anche chiusi. Esatto. È interessante il tema delle ristrutturazioni ovviamente, oppure demolizioni e ricostruzioni, però ritorniamo sul discorso dei bonus, degli incentivi pubblici, della direttiva Green, tutto un insieme di cose che finché non vengono messe a terra, come dice chi parla bene, non possono produrre risultati effettivi. Quindi non è così semplice, insomma, la cosa. Non è così. È vero è che comunque il super bonus un po' ha drogato il sistema, perché abbiamo visto... Ha fatto aumentare molti prezzi anche. Ha fatto lievitare i prezzi, è andato finché è andato, lo Stato ha sborsato tantissimi soldi, quindi ha creato dei buchi di non poco conto, ne hanno tratto vantaggi, certo, chi aveva la possibilità di farlo, eccetera. Però ha avviato anche in certo qual modo una mentalità di rivedere il proprio modo di abitare, quindi mettere mano. Questo è stato... Infatti, io non sono per demonizzare no, ma infatti, ma voglio dire, però questo sistema qui funziona e va benissimo, cioè mi hai dato il là, dal momento in cui le famiglie hanno un potere di acquisto. Chiaro. E a livello nazionale comunque risulta che tutte le categorie in Italia, insomma, l'italiano guadagna poco, siamo finiti ai livelli dei minimi storici, non reggiamo neanche l'inflazione. La domanda che le faccio, magari se vuole rispondere dopo la pubblicità, è cosa? Nel settore artigiano ci sono stati aumenti retributivi significativi, tali per cui si diceva i dipendenti del settore artigiano si sono salvati oppure no? Allora, il settore artigiano chiaramente ha i contratti, i vari contratti di categoria per le proprie, parliamo della meccanica, dell'edilizia, del tessile, tutti i vari settori. Ogni rinnovo del contratto, che è frutto di una trattativa tra la parte datoriale e la parte sindacale, diciamo, di rappresentanza dei lavoratori, arriva a una sintesi. E la sintesi spesso, quasi sempre, corrisponde ad un aumento salariale, evidentemente, e normalmente, in questi ultimi anni sempre di più, ad a un aumento di salario collaterale legato al welfare, legato a possibilità di vita migliore che non sono strettamente in busta paga, ecco, la metto così in maniera semplice. Quindi anche il settore artigiano ha avuto degli aumenti negli stipendi, che però
detta tra noi, tenendo conto di quello che diceva anche lei prima, è evidente che non sono sufficienti per portare a un livello di capacità di spesa delle famiglie discreto, soddisfacente. Però d'altra parte abbiamo i grandi numeri del mercato che non ci consentono di arrivare a certi livelli, chiaramente. Però diciamo, le trattative che facciamo col sindacato per i rinnovi contrattuali sono trattative non di contrapposizione, si arriva sempre a una sintesi cercando di portare la soluzione migliore per i collaboratori, per i nostri lavoratori. Perfetto, adesso abbiamo anche altre questioni da affrontare, lo facciamo insieme dopo la pubblicità tra poco.